Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua nel video post partita di Sassuolo-Cagliari, finita con il risultato di 2-2. Mi dispiace purtroppo, ma in questo video della partita non ne potrò praticamente parlare perché sono tornato tipo una mezz'oretta fa a casa, mi sono visto soltanto nemmeno metà del secondo tempo, un quarto d'ora del secondo tempo, e quindi sinceramente non me la sento di parlare della partita perché ovviamente non ho visto abbastanza da poterla giudicare. Posso dire soltanto che ho sentito molti dire che il rigore per il Sassuolo non c'era. Io non mi posso esprimere né a favore né contro. Però, andando ad essere maliziosi, pensando a chi sia l'arbitro che ha arbitrato questa partita, pensando a quello che ho visto, perché l'ho visto, il doppio giallo non dato a Magnanelli, con Cicarini che stava sanguinando per terra, stava sanguinando e quello non gli ha dato manco il doppio giallo, posso immaginare che effettivamente il rigore non c'era. Non ci può fermare nessuno. Cioè, siamo veramente assurdi. Siamo veramente assurdi. Siamo una cazzo di fenice. Noi siamo delle fenici. Delle fenici. Non... Allucinante, veramente allucinante. Tanto devo aggiornare il mio cosetto qua. Veramente. Sono contento specialmente perché negli ultimi minuti hanno inquadrato anche il settore ospiti e non è che era pieno, di più. C'è stato veramente un esodo per Reggio Emilia. Tra l'altro c'era anche Nicola che saluto. Ciao Nico. Contentissimo per il gol di Ragazzu. Veramente contento per il gol di Ragazzu. Mamma mia. 2-2. Siamo arrivati a 13 risultati utili consecutivi. Ma io non so nella storia del Cagliari se sia mai successo che siamo arrivati a 13 risultati utili consecutivi. Stavo dicendo comunque, sono contento per il gol di Ragazzu, perché se ci pensate, pure il gol di Cerri in Coppa Italia, Cerri il Ragazzu in Coppa Italia, Cerri con la Sampdoria, perché veramente questa squadra è una squadra. È una squadra. Una squadra con la S maiuscola. Ed è una delle cose più belle che si possano chiedere. Tanto scusate, mi bevo un goccio di caffè. È veramente una cosa bellissima. Perché fateci caso, anche dopo l'esultanza, cioè dopo il gol de Cerri contro la Samp, guardate l'esultanza, oltre a quella de Cerri. Guardate quanti sono andati a abbracciarlo a Cerri. Al Ragazzu oggi, guardate quanti sono andati a abbracciarlo. È un gruppo veramente coeso, un gruppo unito. E soprattutto non ci diamo mai per spacciati. Mai. A prescindere che si giochi bene, che si giochi male, ci proviamo. Poi se riesce bene, se non riesce almeno ci hai provato. Io non... veramente... non mi aspettavo una stagione del genere da parte del Cagliari. Cioè mi aspettavo comunque dei risultati importanti, ma a livello prestazionale, detto sinceramente, mo a prescindere da come abbiamo giocato oggi, ma a livello proprio di cattiveria agonistica, non pensavo mai che il Cagliari potesse fare una stagione del genere. Perché negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere un Cagliari arrendevole, che alla prima difficoltà si copriva. E è capitato anche questo quest'anno, ma stranamente in minor parte, perché la maggior parte delle volte abbiamo noi aggredito l'avversario. E i casi più eclatanti che mi vengono in mente sono ovviamente quella con la Sampdoria, ma ancora di più, secondo me ancora di più, quella col Genoa. Quella col Genoa secondo me è stata una partita esemplare,
Tu prendi gol, 30 secondi dopo vai a fare il gol del raddoppio. Veramente. 13 risultati utili consecutivi. Bestiali, semplicemente bestiali. Siamo una cazzo di Fenice. Siamo una cazzo di Fenice. E niente ragazzi, adesso si vedrà tutto lunedì. Lunedì ci sarà un grandissimo ed importantissimo scontro diretto, perché lo è. È uno scontro diretto per l'Europa. Per l'Europa. Tra l'altro vi annuncio questa sorpresa, molto probabilmente me la andrò a vedere a casa di un laziale, non mio suocero, di Giovanni Stramacci, non so quanti di voi lo conoscano, e forse ci sarà anche Alfrez, non lo so, me la guarderò con loro e tutti i presupposti per una partita spettacolare ci sono. Quindi adesso accantoniamo il discorso Sassuolo. Potevamo fare di più? Assolutamente sì, ne sono convinto, però ormai la partita è finita ed è inutile ricriminare. Ok, testa alla Lazio, testa al lunedì, che lunedì è veramente uno scontro importante. E speriamo di uscirne, non dico vincitori, ma a testa alta. Detto questo, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.